siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di Campagna Amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante dallo stile moderno. Dalle 6 del mattino la tua colazione è dolce o salata e anche senza glutine. Caffè Noir, in centro a Tortolì. Momento aperitivo. I fantastici cocktail sono accompagnati da originali stuzzicherie create apposta per te. E la sera il freddo d'inverno non è più un problema. L'elegante Deor riscaldato farà la tua serata intrigante con le migliori selezioni di gin, rum, vodka, tequila e whisky provenienti da tutto il mondo. Caffè Noir Cocktail Bar, il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Allora, per prima cosa facciamo questo shampoo purificante. Ora andremo a rilassare il capello con una bella maschera rivitalizzante. E per finire, messa in piega, inondiamo di profumo. Ma certo, abbiamo pensato anche a te. Amy Beauty Air presenta la nuova linea dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Shampoo e balsamo per un effetto davvero wow. Acquistali da Amy Beauty Air, via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, bentrovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Ricerche, questa volta con il notiziario Le News dall'Ogliastra. C'è una prima svolta nell'indagine sul carnevale di sangue a Barisardo. Un giovane di Girasole nelle immediate ore successive ai fatti di sangue si è recato al commissariato di Tortolì accompagnato dal suo avvocato Marcello Caddori per rendere dichiarazioni spontanee. Si è autoaccusato del ferimento di un amico di Marco Mameli, il giovane che è stato purtroppo ucciso con una coltellata al petto. Il 26enne ferito invece era finito al pronto soccorso con una lesione al braccio e poi dimesso. Ecco, il giovane di Girasole si è detto completamente estraneo al delitto di Marco Mameli, ma responsabile solo del ferimento dell'amico perché dice si stava difendendo da un'aggressione. Intanto la procura ha fissato per domani mattina all'ospedale di Lanusei l'autopsia sul corpo di Marco Mameli. L'esame sarà effettuato dai medici legali Michela Laurenzo e Danilo Fois, incaricati dalla sostituta procuratrice Giovanna Morra. I familiari di Mameli, parte offesa nell'inchiesta, hanno nominato come loro legale l'avvocato Gianluigi Mastio. Ma oltre appunto all'inchiesta per omicidio resta in piedi l'indagine per ricostruire la rissa che poi è sfociata nella tragedia. Proseguono a ritmo serrato le indagini della Polizia di Stato per dare un nome e un volto all'assassinio. Dal commissariato così come dalla procura emergono pochissime indiscrezioni. Andiamo avanti, ora cambiamo decisamente argomento. La prima comunità energetica promossa e partecipata dai comuni di Baunei e Urzulei. Per crearla servono adesioni in merito nell'ambito delle politiche di promozione della sostenibilità ambientale. Urzulei ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse alla ricerca di cittadini, imprese e organizzazioni del terzo settore interessati a partecipare. L'obiettivo principale di una comunità energetica è quello di favorire beni ambientali, economici e sociali ai propri membri appunto in cui opera attraverso l'autoconsumo di energia prodotta da fonte rinnovabile. Per dare avvio a questo processo è necessario avere una conoscenza dei potenziali soggetti interessati a partecipare alla comunità energetica, spiegano gli amministratori di Urzulei. La partecipazione all'indagine consentirà quindi al comune di effettuare un censimento per costituire la comunità energetica. Chiunque è interessato può partecipare alla manifestazione di interesse scaricando i moduli dal sito istituzionale del comune di Urzulei e inviarli entro il 10 marzo.
1.000 nuovi alberi nella zona artigianale di Tortolì. Il comune aderisce all'ambizioso e importante progetto, la campagna Mosaico Verde, il primo comune in Sardegna a farlo. L'obiettivo è riqualificare aree degradate, favorire la biodiversità, contrastare l'erosione del suolo e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. L'amministrazione comunale è soddisfatta di aver sostenuto questo progetto, che prevede la piantumazione di 10.000 alberi in 3 anni in diverse zone dell'isola, contribuendo quindi alla rigenerazione del paesaggio e alla tutela degli ecosistemi locali. Gli alberi infatti non sono solo un patrimonio prezioso, ma anche un investimento per le generazioni future, e rendono infatti l'ambiente più sostenibile e resiliente. Questo intervento è realizzato da ICNUSA in collaborazione con il comune di Tortolì, Lega Ambiente, A0Q2 e Terras Birdis. Il consigliere con delega all'ambiente Riccardo Falchi ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile il progetto, dichiarando: l'area PIP, già cuore produttivo della nostra comunità, diventerà anche un simbolo di sostenibilità e rispetto per l'ambiente. Il nostro impegno non si ferma qui, sono previste ulteriori iniziative per valorizzare sempre di più quest'area. Un albero alla volta, dice, con un albero alla volta possiamo fare la differenza. Restiamo su Tortolì, via libera dal Consiglio Comunale, importanti delibere nell'ultima seduta civica convocata dalla Presidente Mara Mangia. I 9 punti all'ordine del giorno sono stati approvati con i soli voti della maggioranza, dal programma triennale dei lavori pubblici. Sono state approvate anche le aliquote IMU 2025, che restano invariate rispetto al 2024, la nota di aggiornamento al DUP, documento unico di programmazione, entrambe con il solo voto favorevole della maggioranza. Come evidenziato dal vice sindaco Luigi Cardia, dal sindaco Marcello Ladu, in questo consiglio comunale si è approvato il bilancio di previsione prima della scadenza ministeriale, e questo segna un cambio di passo rispetto agli anni passati, dicono gli amministratori. Unica delibera approvata all'unanimità invece è la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale stipulata tra la Regione Sardegna e il Banco di Sardegna. Approvati invece con i voti della maggioranza lo studio idrogeologico del progetto Piru Tortolì Arbatax. Le periferie riconnettono la città. Per gli aspetti tecnici l'ingegnere Italo Frau ha illustrato i vantaggi della variante Alpai, evidenziando la rimozione di numerosi vincoli e limiti. A chiusura del Consiglio Comunale sono state approvate le modifiche al regolamento edilizio, frutto del lavoro dell'assessore Fausto Mangia, con il supporto degli ingegneri Mauro De Murtas e Mauro Cerina. Chiudiamo con un evento che si è svolto a Iersu. Una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, trova posto per la prima volta in un'area privata nel comune di Iersu, in località Pelau, splendida zona dell'Ogliastra. L'inaugurazione si è svolta il 1 marzo nell'azienda agricola Mura, in collaborazione con l'associazione Luna e Sole Onlus, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema di tragica attualità in prossimità dell'8 marzo, giornata internazionale della donna. La cerimonia del taglio del nastro si è tenuta al Parco della Biodiversità dell'azienda Mura, ricco di ulivi di pregiate cultivar sarde. La panchina è stata posizionata vicino all'olivo secolare Iosto Miglior, simbolo dei valori aziendali, alla presenza di Giulia Mura, ideatrice e promotrice dell'evento, accanto al suo papà Manfredi Mura e alla mamma Luisa Corda, generosi ospiti della manifestazione. Un ricco programma della giornata, che ha previsto l'inaugurazione della panchina rossa, con la presentazione dell'evento e dei suoi obiettivi da parte di Mura. Ci sono stati poi saluti istituzionali con interventi dei sindaci e delle autorità locali. Giulia Mura, al termine dell'evento, ha ribadito che la panchina rossa inaugurata rappresenta un impegno concreto per il futuro, per prossime azioni volte a lottare contro la violenza di genere, che prenderanno forma nelle prossime settimane e nei mesi a venire, grazie al sostegno e alla partecipazione di tutti e tutte.
Questa era l'ultima notizia del nostro notiziario, vi do appuntamento come sempre a domani con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi.